Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo ApoVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Comincia una nuova puntata di Cronache Trevigiane, vi raccontiamo una storia dal sapore natalizio. Abbiamo intercettato un modo di fare secondo noi di buon senso di un'azienda trevigiana, Ascotrade, che per i regali natalizi e di fine anno ha affidato ovviamente il compito di realizzarli a due realtà, alla nostra famiglia e all'Associazione Italiana Persone Down. Tra poco, dopo questo servizio di Cronache Trevigiane, cominceremo proprio da qui, dalla nostra famiglia di Conegliano. Arriva con il freddo la stagione del radicchio rosso di Treviso. Il fiore d'inverno, prodotto principe della tavola trevigiana, chiude il 2011 con un appuntamento tradizionale per eccellenza. L'antica mostra del radicchio rosso di Treviso, in scena nel centro storico del capoluogo, nella suggestiva cornice della Loggia dei 300. Numerosi visitatori accorsi alla manifestazione, una mostra mercato organizzata dal Consorzio Tutela Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco IGP. Grande soddisfazione per il presidente del consorzio Paolo Manzan, che sottolinea come la pregiata cicoria rossa sia un prodotto in crescita, grazie alla sensibilità del consumatore che ne premia la qualità. Da parte del consumatore c'è la necessità non di avere tanto, ma di avere la qualità, di acquistare un prodotto che può dare delle soddisfazioni a tavola, che segua il disciplinare di produzione, che sia radicchio il prodotto certificato. È la cosa più importante, la certezza e la salubrità del prodotto. Soprattutto le famiglie vogliono avere questo. Non solo un prodotto di certificata qualità, il radicchio rosso di Treviso IGP è il principe di marca, il prodotto trainante l'intera filiera ortofrutticola, afferma l'assessore provinciale Mirko Lorenzon. È il prodotto trainante della nostra filiera ortofrutticola in provincia di Treviso, è quello che comporta e procura prodotto interno lordo per quanto riguarda proprio la filiera agricola del settore primario. Ricordiamo il radicchio di Treviso, ricordiamo l'aspargo, ma ricordiamo anche il settore vitivinicolo. Comunque è un prodotto di stagione e quindi l'invito a tutti i consumatori è di consumare questo prodotto. Il radicchio infatti non si limita al ruolo di specialità locale, ma è soprattutto un campione di export. Questo grazie all'indiscussa qualità del prodotto garantita dal Consorzio di Tutela, come spiega il presidente dell'Associazione Produttori di Dosson, Antonio De Pieri. Cerchiamo di avere un approccio con il Consorzio IGP, perché dobbiamo entrare anche noi a far parte di questo organismo importante, perché senza questo organismo non si va da nessuna parte, quindi è importante a far parte del Consorzio IGP. E non poteva mancare a questo storico appuntamento per la comunità trevigiana il prosindaco Giancarlo Gentilini, che ringrazia il Consorzio di mantenere alto il nome del radicchio. È una mostra del radicchio che va in tutto il mondo, perché è un prodotto naturale, bagnato dalle acque magiche del Sile e che sta sfondando in tutti i mercati, perché finalmente il Consorzio ha dato la parola fine a tutte quelle falsificazioni del radicchio. Radicchio rosso di Treviso IGP, un prodotto eccellente, salubre e legato al territorio. Adatto anche come regalo di Natale, assicura il presidente Manzan. Ma io ho osservato che i regali, soprattutto in questo periodo un po' particolare che stiamo vivendo, sono più concentrati verso i prodotti food, verso il prodotto che si può poi mangiare nella mensa a Natale. Quindi soprattutto quest'anno il radicchio va regalato molto, ma molto di più degli altri anni. È un bel sperare, insomma, no? E rieccoci allora in questo studio ideale dedicato a una storia aziendale che passerà il Natale e le feste natalizie in modo differente. Ve lo racconteremo, ma vogliamo cominciare con la direttrice operativa della nostra famiglia di Conegliano, Monica Crimella. Intanto spieghiamo che cos'è Nostra Famiglia. La nostra famiglia è un presidio di riabilitazione, qui a Conegliano opera dal 1968 ed è uno dei 35 centri in Italia.
La storia ci ha portato a creare storia proprio intorno ai bambini, nel senso di trovare modalità, interventi, riabilitazione, che vuol dire prendersi cura in un'ottica di poter dare ad ogni bambino che diventerà adulto tutte le autonomie possibili e necessarie. Ecco, quasi 500 i bambini e i ragazzi che transitano quotidianamente dalla Sì. nostra famiglia. Abbiamo in questo momento sono 160 i bambini che vengono in forma diurna, vuol dire dalle 8:30 alle 4, e che quindi hanno la possibilità anche, oltre all'attività riabilitativa, di assolvere l'obbligo scolastico. Quindi abbiamo all'interno della struttura una scuola dell'infanzia e una scuola primaria che fanno capo al secondo circolo di Conegliano, e abbiamo poi il centro di formazione professionale, e quotidianamente però vengono bambini accompagnati dai genitori per i vari trattamenti riabilitativi. Ci occupiamo anche di quella che è la formazione di giovani, l'università associata all'Università di Padova di Medicina si occupa in modo particolare della formazione di fisioterapisti e di terapisti occupazionali, corsi universitari di 3 anni che vengono svolti proprio qui in questa sede. Direttrice, grazie davvero per questa introduzione nel mondo della nostra famiglia. Noi rimarremo qua perché abbiamo questa azienda, Ascotrade, che ha deciso di creare il dono che farà durante le feste ai clienti, agli amici di Ascotrade. Ha affidato la costruzione di questo dono a 2 realtà, una di queste è la nostra famiglia. Andiamo a vedere dopo il servizio di cronache trevigiane cosa ci propone. La scuola enologica Cerletti di Conegliano compie 135 anni e festeggia con un grande brindisi a base ovviamente di prosecco. E non poteva che essere così. La scuola, fondata nel 1867 con regio decreto e oggi istituto superiore riconosciuto, è un punto di riferimento per tutti i produttori enologici della Marca e del Veneto, ma soprattutto per i 15 comuni della DOCG Prosecco, che, rappresentati dai rispettivi sindaci, non sono voluti mancare all'appuntamento. Alberto Maniero, sindaco di Conegliano e padrone di casa, spiega il legame speciale tra la scuola e il territorio. Conegliano ha una storia vitivinicola straordinaria e la scuola enologica la impersonifica appieno. Questa tradizione del nostro territorio trova qui, in questo luogo, il tempio del vino, il tempio della formazione e della cultura vitivinicola. E oggi, festeggiando i 135 anni di fondazione di questa scuola, assieme agli 11 presidi delle scuole enologiche d'Italia, si testimonia come l'Italia sia ricchissima da un lato di cultura e di storia strettamente legata al settore del vino, e dall'altro come sappia fare rete in un momento anche difficile, difendendo le eccellenze che sono le nostre scuole enologiche del nostro territorio, che rappresentano poi l'emblema, come si diceva prima, di un prodotto che è la poesia della tavola. Nei suoi 135 anni di storia la scuola ha saputo preparare studenti validi che ancora oggi riescono a ritagliarsi molteplici occasioni professionali in aziende di famiglia e non, e che hanno una solida base scolastica per specializzarsi nei corsi universitari. Molti di loro, ricorda la preside Damiana Tervilli, sono diventati importanti professionisti. Ci sono stati degli studenti tipo Spiegazzini, che ha lavorato poi in Argentina, oppure Romeo Bragato, che ha lavorato in Nuova Zelanda, anzi è considerato il padre della viticoltura della Nuova Zelanda. Questo ha un significato, per non dimenticare il professor Manzoni, che con i suoi incroci è tuttora attuale. E per festeggiare il compleanno della scuola enologica più antica d'Italia sono arrivati anche i rappresentanti delle altre 11 scuole enologiche italiane. Il presidente della provincia di Treviso, Leonardo Muraro, ricorda così le basi dell'eccellenza del Cerletti, definita prima di tutto una grande famiglia. Un successo che ha determinato anche l'economia della nostra provincia. 135 anni di storia, una scuola che da scuola enologica è diventata anche un corso universitario, è diventato da quest'anno istituto tecnico superiore, soprattutto migliaia di enologi che hanno reso grande il nostro Prosecco, il nostro Cartizia, il nostro Rabosi, i nostri vini della provincia di Treviso. Vini che si stanno confrontando e stanno superando i vini francesi. Una grande soddisfazione per una grande economia, per migliaia di aziende trevigiane, io direi anche venete, ma soprattutto una grande professionalità. E
Ed entriamo in questo studio ideale dedicato al buonsenso, alla storia che vi stiamo raccontando di un'azienda trevigiana che ha scelto di proporre il Natale in un altro modo. Ecco, andiamo con Roberto Bellè, ovviamente, che salutiamo e che conosciamo, segue la formazione, giusto? Io ho detto questa azienda Ascotrade che ha scelto di fare il Natale in un modo diverso, è così? Esattamente, ci ha scelti, ci ha individuati per fare un prodotto che tenga conto anche dei ragazzi che si trovano nella nostra zona. Spieghiamo un po' dove siamo. Allora, ci troviamo, come abbiamo capito, alla nostra famiglia di Conegliano e in questo preciso momento dentro un laboratorio di falegnameria che è una parte integrante della struttura di Conegliano. Per noi al centro c'è la persona. E la persona non per quanto riguarda la difficoltà, ma certamente per quanto riguarda la potenzialità, quello che la persona sa dare. Ecco, questo dà bellissimi risultati, no? Immagino. E voi riuscite anche a personalizzare poi il percorso di ogni ragazzo. Esattamente, perché ogni ragazzo è un mondo a sé, è una ricchezza di potenzialità. Ogni ragazzo attende la possibilità di trovare i percorsi migliori per manifestare le proprie capacità. Ecco, noi stiamo vedendo delle immagini che scorrono, la costruzione di una scatola, è questo quello che state facendo per Ascotrade? Esattamente, questa collaborazione con Ascotrade porta i nostri ragazzi a realizzare una parte del percorso dell'oggetto ed è la parte della cassettina. La cassettina, noi la vediamo bella, confezionata, ma in realtà è il frutto di un percorso ben studiato e ben programmato con i ragazzi. I ragazzi utilizzano gli attrezzi di questo laboratorio di falegnameria per poter così comporre in modo gradevole, in modo finito, l'oggetto che dopo comporrà l'omaggio. Un oggetto che sicuramente quindi ha un grandissimo valore aggiunto. Io la ringrazio per questa testimonianza. Allora, grazie a lei e a tutta la nostra famiglia. È un messaggio, se qualcuno che ci segue volesse fare la stessa cosa? Potrebbe contattare l'associazione La Nostra Famiglia e troveremo sicuramente le soluzioni e le possibilità per concorrere alla realizzazione di percorsi insieme. Grazie, grazie ancora. Noi ci fermiamo qui. Cronache Trevigiane è arrivata alla fine della prima parte. Nella seconda parte andremo a vedere cosa finisce dentro questa cassetta. A tra poco. Dal 1957 Bassan Sergio ha fatto dei trattori la sua più importante passione e della soddisfazione del cliente il suo obiettivo primario. Bassan Sergio, concessionario esclusivo John Deere per le province di Vicenza, Padova, Rovigo e Venezia. Da oggi è anche a Treviso e Belluno, con il nuovo punto vendita e assistenza a Fossalunga di Vedelago in via Nazionale 22. Vieni a trovarci. Bassan Sergio, trattori per passione. Dal 1957 Bassan Sergio ha fatto dei trattori la sua più importante passione e della soddisfazione del cliente il suo obiettivo primario. Bassan Sergio, concessionario esclusivo John Deere per le province di Vicenza, Padova, Rovigo e Venezia. Da oggi è anche a Treviso e Belluno, con il nuovo punto vendita e assistenza a Fossalunga di Vedelago in via Nazionale 22. Vieni a trovarci. Bassan Sergio, trattori per passione. E mentre Federico continua questo lavoro importantissimo che già ci svela che cosa finisce in quella scatola che la nostra famiglia ci ha fatto vedere prima in costruzione, noi abbiamo raggiunto un rappresentante dell'IPD, della marca trevigiana. Questo è un po' il nostro quartier generale, nel senso che qui si ritrovano i ragazzi per le loro attività. Siamo a Mareno di Piave. Siamo a Mareno di Piave. Tutti i sabati si ritrovano per fare le loro attività. Cosa vuol dire IPD? Associazione Italiana Persone Down. È un'associazione che nasce 24 anni fa a Roma e si è diffusa su tutto il territorio italiano. Quindi siete organizzati come c'è? Ci sono i volontari, immagino? Abbiamo non solo dei volontari, ma abbiamo anche del personale diciamo assunto a contratto,
o fisso. I ragazzi devono acquisire capacità di muoversi sul territorio, riuscire a prendere la corriera, riuscire a girare per il paese, conoscere i paesi limitrofi, quali sono, vedi Conegliano, vedi Oderzo. Quindi ogni sabato loro escono sul territorio, quando il tempo lo permette chiaramente. Tutte esperienze che stanno dando dei frutti, immagino. Certo, cioè chiaramente tutto questo lavoro deve essere finalizzato anche a qualche cosa. Qual è questo qualche cosa? Riuscire a dar loro la capacità di lavorare, chiaramente lavoro che sarà un lavoro adatto alle loro capacità, però è un lavoro, come un attimo fa Federico vi ha fatto vedere, sta facendo un lavoro, come gli altri ragazzi che ci sono alle mie spalle stanno facendo un'attività. Vogliamo dire i nomi, cioè Esatto. Giulia, Rossella, Martina e Federico, che in pratica sono qui per mettere etichette, mettere le bottiglie nelle cassette e così via. I messaggi li abbiamo lanciati, ripeteremo anche che se vogliono un contatto basta andare su internet ed è molto facile. Tra poco comunque racconteremo nel dettaglio questa esperienza e tutte le informazioni comunque nel vostro sito internet. Fermiamoci un attimo, un servizio di cronache trevigiane e poi di nuovo qui dal quartier generale di IPD a Mareno. A tra poco. Uno straordinario progetto di promozione turistica che valorizza in un gemellaggio ideale prodotti e tradizioni enogastronomiche tipici delle zone termali di Montegrotto Terme, Grado, Merano e Cortina. La Scuola Internazionale del Gusto, questo è il nome del progetto, ha aperto i battenti per una settimana in alcuni ristoranti di Montegrotto Terme, dando vita ad uno squisito programma fatto di degustazioni, serate speciali e cene con menù a tema. Ideata e voluta dal comune di Montegrotto Terme, la Scuola Internazionale del Gusto è un laboratorio di ricerca intorno ai prodotti della tradizione enogastronomica italiana, una vetrina d'eccellenza per le varietà locali che vi prendono parte e allo stesso tempo un motore propulsivo del turismo. Ai nostri microfoni il sindaco di Montegrotto Terme, Massimo Bordin. È un progetto che noi abbiamo e stiamo seguendo da anni. Questo è un segmento di questo bellissimo progetto, praticamente valorizzare il gusto e rendere Montegrotto, diciamo, una capitale, la discussione dove ci possono essere confronti, la scuola del gusto, perché non perché vogliamo insegnare, ma perché vogliamo il confronto con i vari operatori. Un matrimonio tra prodotti tipici, ricette e creatività orchestrato da 6 chef della cucina italiana, impegnati ad elaborare sofisticati sapori legati alla cucina termale. La Scuola Internazionale del Gusto ha visto quest'anno anche la partecipazione di un ospite d'eccezione, uno dei più talentuosi protagonisti della cucina nazionale, lo chef Gennaro Esposito, che ha presieduto un educational dedicato a professionisti e stampa di settore. Un momento didattico per aiutare la crescita del movimento enogastronomico italiano, come afferma lo chef Esposito. Noi dobbiamo cominciare a parlare anche noi di sistema, perché in fondo lo siamo, e te ne accorgi quando vai in un altro territorio, che incontri i tuoi colleghi con i quali ti conosci, ti rispetti, c'è un grande dialogo, un grande rapporto, e questo rapporto deve essere fortificato in modo da generare proprio un movimento culturale forte, capace di dare una marcia in più al sistema Italia. Grande soddisfazione per la riuscita dell'evento, in particolare da parte del Relilax Hotel Terme Miramonti, che ha ospitato sia l'Educational sia il gala conclusivo della Kermesse. Questo è il commento del titolare della struttura, Consuelo Braggion. Finalmente anche Montegrotto Terme può parlare di enogastronomia e soprattutto in questo caso oggi con Gennaro Esposito è un grande onore poterlo avere qui con noi. Ecco. Vi ricordate la nostra famiglia che stavano costruendo una scatola? Ecco che cosa conterrà, eccolo il regalo completo, ovvero questa bottiglia che verrà inserita ovviamente in quella scatola. Qui siamo, diciamo, nel laboratorio dell'Associazione Italiana Persone Down a Mareno di Piave. E cosa sta succedendo, Immacolata? I ragazzi si stanno sperimentando in questa nuova attività per loro e quindi stanno confezionando le loro bottiglie di Rabboso in una maniera diversa,
quindi nelle scatole della nostra famiglia. Partendo dall'inizio, noi ricordiamo che questa esperienza che Cronache ha già raccontato tante volte parte proprio da una collaborazione con l'azienda agricola Cecchetto, no? Dove c'è la vendemmia del raboso, la vinificazione, la messa in bottiglia, e però fanno anche altro. Io vedo un'etichetta, ad esempio. Ogni etichetta è fatta dai ragazzi e sono tutte diverse, e quindi in base, insomma, al loro estro. Immacolata, e poi c'è anche il confezionamento. Sì, i ragazzi appunto questa volta si sono immedesimati in un nuovo compito grazie ad Ascotrade. Questi sono tutti passaggi di lavoro anche manuale, di gruppo, insomma, che fanno crescere, no? Danno competenza, come penso si dica. Eh sì, sicuramente questa è un'esperienza nuova, cioè in questo senso è nuova, perché i ragazzi comunque frequentano i progetti di autonomia sociale, quindi lavorano su altri tipi di competenze, però l'autonomia sociale vuol dire anche imparare a rispettare dei compiti, a rispettare delle regole, e con queste esperienze le mettiamo ancora una volta in gioco queste competenze, e come potete vedere i ragazzi si dimostrano sempre capaci. C'è un sito internet? Ah sì, www.ipdmarcatrevigiana.it. E quindi qui chi ci segue può trovare tutte le informazioni, perché un bicchiere di questo raboso sicuramente ha un significato speciale. Assolutamente sì. Quest'anno poi abbiamo ideato le nostre ceste natalizie, e quindi chiamandoci potete appunto prenotare delle ceste con i prodotti dei ragazzi, dove ci sarà appunto il raboso o i biscotti o la cioccolata o l'olio. Questa nuova collaborazione con la cooperativa Tapolearia, e quindi questa nuova avventura anche per i ragazzi. E chi per Natale, lo diciamo noi, non ci avesse ancora pensato, doni così vanno bene anche per la Befana o per i giorni successivi. Allora, il consiglio è stato dato, noi vi ringraziamo davvero, ci guardiamo insieme questo servizio di Cronache Trevigiane e poi rimanete con noi per le conclusioni di questa straordinaria avventura. Tra poco. Dal fascino di Venezia alla meraviglia delle Dolomiti, passando per i 1000 tesori come le ville e le città d'arte offerti dalla pianura, i turisti premiano il Veneto e lo scelgono sempre più come meta favorita. Nonostante le difficoltà economiche del momento, i dati sulle presenze nei primi mesi del 2011 evidenziano un aumento delle presenze turistiche, come spiega l'assessore regionale Marino Finozzi. Abbiamo dati interessantissimi per i primi 8 mesi del 2011. Abbiamo avuto un aumento complessivo oltre il 12%, con punte dell'oltre il 50% per quanto riguarda gli arrivi che hanno in qualche modo premiato i paesi emergenti. Brasile, Russia, Cina e India sono le 3 realtà che stanno crescendo di più. Se il 2010 ha registrato quasi 14 milioni e 600 mila arrivi, come evidenzia il bollettino sullo scenario economico presentato dalla Regione nell'ottobre scorso, le cifre sul periodo gennaio-agosto 2011 confermano il mantenimento di un trend più che positivo. Abbiamo già raggiunto oltre gli 11 milioni di arrivi nei primi 8 mesi, un aumento importante per quello che è il mercato classico delle nostre spiagge, delle nostre destinazioni turistiche, il mercato tedesco, che lì siamo aumentati del 7,5%, e credo sia un aumento importante visto che da lì arrivano i milioni di turisti che ogni anno scelgono il Veneto come meta turistica. A sorridere sono soprattutto le città d'arte e i percorsi naturalistici, che si confermano anche a settembre tra le mete turistiche preferite, ma non mancano i fondi per potenziare l'offerta turistica, soprattutto in montagna. Nel 2012 dovrebbero essere bloccati dei fondi europei che permetteranno ai nostri impianti di risalita di ammodernare le loro strutture, di renderle sempre più sicure e sempre più legate a quelle che sono oggi le esigenze del turista della neve. Ed eccoci allora a conclusione di questa puntata di Cronache Trevigiane, dove vi abbiamo raccontato delle storie, le storie di un'azienda trevigiana che ha scelto di fare Natale in modo diverso. Vi abbiamo raccontato le storie di 2 realtà davvero importanti per questo territorio, ma andiamo ad incontrare Stefano Busolin, presidente di Ascotrade. Allora, una scelta diciamo di campo la vostra? Sì, una scelta di campo importante, innovativa. Abbiamo inteso dare una mano attraverso questo regalo che consegneremo ai nostri clienti business, alla nostra famiglia, all'istituto della nostra famiglia e all'Associazione Italiana Down, la sezione di Treviso.
ci sembrava importante, in modo particolare in questo momento, iniziare un percorso diverso e dare un valore aggiunto a quello che normalmente si fa a Natale, quindi dare un aiuto concreto a chi nel territorio tutti i giorni si impegna per aiutare molte persone. Ecco, infatti ricordiamolo sempre che il volontariato non è in questo momento, ma è anche domani, dopodomani, ed è ogni giorno. Presidente, allora nella vostra strategia imprenditoriale, perché Ascotrade ovviamente è un'impresa e che deve fare i conti con costi e ricavi, diciamola così, c'è anche l'aspetto sociale e anche l'aspetto dell'alluvione. Voi avevate dato una parola e in questi giorni l'avete mantenuta. Sì, ha fatto bene a ricordare che noi siamo un'impresa perché prima di tutto per noi viene il business, questo è evidente, ma non ci dimentichiamo la matrice pubblica e da qui nasce la nostra sensibilità, quindi l'attenzione a questa iniziativa che stiamo portando avanti per il secondo anno e a quell'iniziativa a cui faceva riferimento. Abbiamo rispettato l'impegno che ci eravamo presi un anno fa, abbiamo nei giorni scorsi consegnato alle famiglie che ci erano state segnalate dai sindaci gli assegni di rimborso delle spese sostenute per il riscaldamento nelle aree alluvionate ai nostri clienti. E così è stato. E proprio al termine una lettera dell'ANCE è partita in questi giorni per i comuni. Beh, questa è l'altra parte che contraddistingue questa azienda, un'azienda vicina al territorio che nasce come gruppo 50 anni fa, poi è cresciuta, nasce nel 2003, da Asco Piave nasce la parte commerciale, quindi Ascotrade. E oggi stiamo mandando in questi giorni una lettera a tutti i comuni perché ci proponiamo come fornitore con prezzi sicuramente interessanti per i sindaci. Possiamo dire che qualche telefonata l'abbiamo già ricevuta, c'è un forte interesse rispetto a questa nostra iniziativa che per noi vale comunque mercato, vale acquisizione di clienti, ma nello stesso tempo vale per i comuni stessi una possibilità di risparmio ulteriore rispetto ai costi che devono sostenere per l'energia pubblica. Quindi Ascotrade è un'azienda del territorio per il territorio. Allora, Busolin, grazie davvero per questa testimonianza e per averci un po' indotto a fare questo viaggio per conoscere meglio queste due associazioni. Grazie anche a voi che ci avete seguiti e ci ritroveremo con Cronache Trevigiane la prossima settimana, stessa televisione, stesso orario. Alla prossima. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo ApoVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group.